Difendere il Made in Veneto, sapendo che il Made in Veneto ormai trova radicamento nella sua tradizione, come in caso della Voga alla Veneto, di imbarcazioni tipiche storiche in tutta la regione, addirittura in tutta Italia e in tutta Europa. Basta pensare insomma, che non c'è specchio d'acqua in Veneto dove non venga praticata la Voga alla Veneta o la navigazione di alcune imbarcazioni tipiche tradizionali venete. L'idea di questa legge è di creare un registro di imbarcazioni tipiche, di far sì che il contributo non vada al cantiere ma vada a chi è detentore dell'imbarcazione tipica, quindi riuscendo a lavorare su un mantenimento proprio di quello che è il mezzo, di riprendere in mano l'idea dell'alternanza scuola-lavoro anche attraverso questo tipo di professionalità artigianale che poi in qualche modo rilanciare quella che è la nostra storia, le nostre identità, le nostre radici culturali in un contesto storico, culturale, sportivo e artigianale che vede nel Veneto quelle radici che possono far sì che attraverso questa legge passi un vero e proprio cambio di tendenza culturale dove non si pensi più che basta avere una barca in plastica fatta come una gondola per poter dire che è veneta, ma che debba essere una barca fatta con progetti registrati, riconosciuti, con materiali censiti e attraverso dei maestri d'ascia che riprendono quella che è la tradizione e la cultura del Veneto. È la modalità con cui il Partito Democratico vuole valorizzare e investire sull'identità veneta, non tanto come bandierina ideologica ma come valorizzazione appunto delle eccellenze e della laboriosità dei nostri artigiani che hanno fatto di questa regione l'eccellenza che è. Lo facciamo partendo dalla storia più importante, quindi quella delle imbarcazioni storiche antiche che rappresentano sicuramente Venezia ma che sono diffuse ormai anche nel Padovano, nel Veronese, in tutta la regione, quindi il Made in Veneto attraverso la qualità del lavoro dei nostri artigiani.